Vi ricordate le parole che ha detto Alberto prima? Sto provando esattamente quelle stesse sensazioni. Ciao Patavini, nel semitraffico del Bassanello perché siamo riusciti a trovare un momento buono. Siamo all'apertura perché lo apriremo noi, anzi andremo a vedere anche la cucina di Ombra del Pino. Andiamo! Patavini, vi presento Alberto. Ragazzi, ciao a tutti. Patavini, no ragazzi? Alberto è il titolare dell'osteria Ombra del Pino. Io lo conosco da diversi anni quando eravamo in altre vesti da triatleti. Lui fa ancora, io no. Alberto, tu hai un locale che è molto molto bello. Siamo al Bassanello, come dicevamo, fuori dalla confusione anche del traffico di questo orario. Raccontaci un po' l'idea del locale, il nome del locale che a me e a noi hai già anticipato, e dopodiché parliamo anche della tua cucina. Ok, il nome del locale è una scelta di cuore, è dedicato al nostro Pino, che era il nostro cane, che è stato con noi per 17 anni ed è mancato 3 mesi prima che aprissimo, quindi è stata una scelta venuta proprio dal profondo del cuore. Il locale ha fatto una fase di 6 anni in un'altra location e poi da 4 anni ci siamo stabilizzati qui in zona Bassanello. Osteria L'Ombra del Pino è una licenza poetica perché gioca tra il nome del cane, Pino, e Ombra, intesa come l'ombra de vin che io e Nicolò stiamo bevendo, e il fatto che l'ombra, ovvero Pino, veglia su di noi durante il nostro lavoro. Lecita e corretta, così è sempre con voi. Cosa ti spinge a proporre quello che proponi nel tuo menù? Allora, l'idea era quella di differenziarci, pochi piatti, pochi tavoli immaculati, musica di sottofondo, uscire per godersi appieno quello che è l'evento serata, quindi perdersi negli occhi della persona che c'è davanti, gustando un buon piatto, senza troppo rumore, diciamo, coccolarsi, anche perché la musica giusta di sottofondo è quella che ti crea il rilassamento giusto per poterti assaporare e degustare meglio piatti e vino. Bravissimi, io avrei utilizzato il termine godere, ma il concetto è lo stesso, quindi ci siamo. Direi che godere è ancora più godereccio. Ci siamo accomodati al tavolo, Alberto ci ha portato il primo piatto della nostra serata, della nostra esperienza, tris di tartare. Le tartare in carta in realtà sono 4, ma la stagionale l'ha evitata perché ci porterà il panino, l'hamburger stagionale. Le assaggerò nell'ordine come Alberto appunto mi ha detto, quindi partirò dalla classica. Molto delicata, vellutata e coccolosa, mi viene da dire. Andiamo a quella che mi incuriosisce molto, con noci, pere, grana e olio al tartufo. Nel frattempo Alberto mi sta portando il rigoroso pane caldo, come ha detto lui, quindi adesso intanto le assaggio tutte, poi col rigoroso pane caldo d'accompagnamento che io adoro molto vado a terminarle. Qui devo stare attento un po' a prendere tutti gli ingredienti, però ogni ingrediente appunto dà il suo perché. Il tartufo a me piace, quindi l'olio tartufato ci sta benissimo, la pera dà quella dolcezza e croccantezza, il grana dà un po' quella parte di grassezza, avvolgenza. Vado con un secondo boccone. Vado all'assaggio della terza tartarina, mele fuji e senape e pepe. Croccantezza e freschezza della mela tagliata a listarelle, che è anche molto bella da vedere onestamente, e la senape che con la sua piccantezza e anche la granulosità appunto dettata dai grani della senape arricchiscono un sacco il morso e mi piace veramente molto. Forse quella che ho preferito di più, ma tutte e tre molto buone. Alberto ci aveva detto pane caldo e caldo lo è, ma io trovo anche appunto questa briochina molto interessante, è un pane bianco classico molto profumato. Io quasi quasi vado con la briochina, bellissimo, molto profumata, e decido di farla con la versione classica della nostra tartare. Un bel bocconcino. Vi ricordate le parole che ha detto Alberto prima? Sto provando esattamente quelle stesse sensazioni. L'unico peccato appunto è che per voi Patavini, per queste clip abbiamo dovuto spegnere la musica, altrimenti sarei in totale estasi e in totale relax, godimento. Ciao! Questo è l'hamburger di Bosco, possibilità di averlo con il pane o senza pane, hamburger con crema di zucca e funghi visto Bosco. Ti ringrazio, io prima già ho anticipato appunto che la tartare ce l'avresti anche in questa versione autunnale, ma visto che l'hamburger ce l'hai portato con zucca e funghi, hai evitato di portarci la tartare con la zucca. In quel caso sarebbe stato tartare con zucca e briciole di speck, invece qui essendo un piatto caldo ti portiamo la zucca e i funghi misto Bosco. Molto bello, molto semplice, molto invogliante, quindi adesso procedo. La carne è saporita, è cotta veramente bene. La crema di zucca dà quella leggera dolcezza, quella cremosità e avvolgenza al morso e dà quel tocco super top al bun e al panino. Il fungo anche va a decorare la stagionalità di questo burger. È veramente un panino coccoloso, avvolgente anche questo, un po' comfort food, cioè ti fa sentire proprio a casa, ti fa stare bene, ti fa venire voglia di mangiarne 12.
Thanks. Vedo già dei fiocchetti di sale sulla patatina saltata in padella con del guanciale, perché prima sono stato a sbirciare in cucina, e le ribs di maiale cotte a bassa temperatura con una salsa barbecue che fanno loro in casa, e ovviamente mi hanno raccontato un po' i vari ingredienti, ma sulle spezie segrete si sono fermati. Detto questo, è molto bollente perché è appena uscita dal forno. Io intanto taglio e poi vado all'assaggio. Mamma mia, tenerissima. Il coltello forse non serve neanche, è che ho pur di scottarmi tanto perché vedete che sono belle fumanti. Aspettiamo un pochino anziché bruciarci, Questo è quello che è rimasto dal tentato morso di Instagram, non perché me lo sono divorato, meglio avrei voluto, ma dovevamo fare anche queste clip, bensì perché la carne, come vi faccio vedere in questo momento, è venuta via molto facilmente, molto liberamente dall'osso. Gli dice appunto di 18 ore di cottura, se non erro, che mi ha detto Alberto prima. È molto saporita, c'è una spezia che sento tantissimo nella salsa barbecue, che probabilmente è una di quelle segrete, ma in questo momento non riesco a identificarla appieno. Un po' prevale rispetto alle altre, Menzione d'onore anche per il sale Maldon, che dà quella spinta in più alla patatina. Wow. Ve la racconto subito, prima di andare all'assaggio. Molto bella. Abbiamo le 3 divisioni. Questa è la tagliata rustica, con i funghi, una bella tagliata al sangue con olio buono dei colli uganei, e la patatina che abbiamo assaggiato anche prima, sempre saltata in padella con guanciale, una patatina bella croccante come vedete. La particolarità di ogni tagliata è che viene servita nel piatto caldo, quindi mantiene appunto la temperatura e resta comunque al sangue. Andiamo, molto semplice e molto buona. Alberto mi raccontava che ci tengono molto ai fornitori locali anche per la carne, non soltanto appunto per olio e altre materie prime, e anche per il vino. Anche della tagliata ci sono più versioni, dalla cacio, pepe e guanciale alla stagionale con zucca in questo momento. Dulcis in fundo, una sbrisolona che fanno loro con ricotta e fichi. Morbida, c'è una confettura di fichi che già vedo anche alla base. Questi sono i dolci coccola, ti fanno sentire a casa, ti fanno sentire in famiglia. Anche un po' colazione in realtà mi farebbero sentire. È perfetto per concludere una signora cena. Tiepidino, accogliente, avvolgente al palato, non troppo dolce, che io apprezzo molto questa cosa. Veramente una coccola perfetta per terminare la cena. Io vi saluto, vado a terminare questo dolce e questo pasto, riaccendiamo la musichetta per goderci al meglio e gioire di questa serata e lasciare appunto anche ai clienti la possibilità di godere di quello che stanno mangiando. Ci vediamo al prossimo video e passate a trovare all'ombra del pino.